Nuova opportunità per gli studenti che sceglieranno il prestigioso Istituto Luigi Pirandello di Bivona, che avrà un altro indirizzo di studi, il tecnico agrario, agroalimentare, agroindustria, articolazione, produzione e trasformazioni. Ne dà comunicazione il dirigente scolastico Giusy Gugliotta, che afferma come questo nuovo indirizzo offrirà al territorio un ulteriore strumento di crescita e sviluppo che, insieme ai percorsi post diploma della Fondazione ITS Sicani, di cui l'Istituto è scuola capofila, sarà una concreta opportunità per lo sviluppo sociale, economico e culturale di tutta l'area che intorno allo stesso gravita. L'assessorato all'istruzione e formazione ha comunicato che dall'anno scolastico 2021-2022 sarà attiva questa nuova possibilità, sottolinea la dirigente Gugliotta, rivolta agli studenti che hanno uno spiccato interesse verso le tematiche ambientali e che vogliono apprendere i principali processi produttivi del settore agricolo, della trasformazione agroalimentare, per i quali il territorio è particolarmente vocato. Grazie alla sinergia virtuosa tra la scuola e il comune di Vivona, che ha messo a disposizione i terreni e alcuni locali, lo sviluppo del settore agricolo del territorio potrà dunque avere un forte impulso. La frequenza a questo corso dà la possibilità di acquisire competenze nella gestione e nella direzione di aziende agricole, zootecniche e di trasformazione e lavorazione dei prodotti della filiera. Il nuovo indirizzo di studi, conclude Giusy Gugliotta, amplia l'offerta formativa già molto ricca dell'istituto per rispondere ai bisogni degli studenti e valorizzare ancora più il ruolo di centro culturale della nostra scuola e la sua capacità di rispondere alle necessità formative emergenti, sempre più mirate al rafforzamento dell'identità culturale e allo sviluppo di una dimensione sociale articolata, partecipata e solidale.